ero bello Ed tranquillo. eccoci qua, ed eccoci qua. Già ero eccoci bello qua. tranquillo che mi stavo rilassando. Sì. Ed eccoci qua nella nostra prima puntata di Strano Amuri Beach. Beach, Sì, siamo i telespettatori erano molto curiosi perché dice ma che cos'è questo Strano Amuri Beach, di che cosa si tratta? Sono molto curiosi. Sì, ormai ho è ricevuto arrivata un mare di sms, Sammy. È arrivata ormai la stagione estiva, quindi ci rinfreschiamo un po' in spiaggia. Certo, ma dobbiamo spiegare innanzitutto di che cosa si tratta, che cos'è Andremo questa in giro, rubrica sì, Beach. andremo in giro per le più belle spiagge siciliane a intervistare la gente ogni settimana con un tema diverso. Eh sì, abbiamo cominciato naturalmente con Mazzara del Vallo, Tonnarella, la famosa Sì. spiaggia di Mazzara del Vallo. Infatti, siamo in un famoso lido sempre di Mazzara del Vallo, dove si è messa a disposizione per insomma farci condurre questa prima puntata di Strano Amuri Beach. Sì, al Lido Malibu. Esatto. Allora dobbiamo innanzitutto dire quali sono gli sponsor di questa nostra rubrica. Allora, innanzitutto parliamo il tema della prima settimana sarà se siete favorevoli o contrari alla chirurgia estetica. Esattamente, sarebbe a dire il rigonfiamento, come dire, del seno, sì. Per esempio seno, labbra esatto. e tutto. Ringraziamo gli sponsor che Esatto, hanno per fatto questa qualche rubrica che hanno regalino. collaborato con noi, anche perché ci hanno dato dei regalini che noi daremo naturalmente alla gente che sarà più disponibile a farsi intervistare, Certo. giusto? Allora, Pizzeria del Ponte a Mazzara del Vallo in via Amalfi numero 66 Certo. che ci ha offerto dei buoni pizza, quindi Sì. Poi c'è ancora Alimentari Benigno di Marcello, Alimentari Casalinghi Detersivi via Guido d'Orso numero 23 a Mazzara del Vallo. Esatto. Guarda cosa ci ha offerto Alberto, una racchetta quella per ammazzare le mosche. Perché per ora giustamente le zanzare ci sono, per cui automaticamente. Poi abbiamo frutta e verdura da Filippo in corso Vittorio Veneto numero 119 a Mazzara del Vallo. Sì, insomma, per chi volesse, non so, una bella anguria, perché per il momento le angurie Una bella banana fresca visto con questo caldo, no? per cui Ci ha a te fatto- piacciono le banane? No, a me piace la C'è pesca. gente- la pesca? Sì, c'è la gente pesca comunque che noce. piacciono le angurie. A me per esempio mi piace l'anguria. Infatti Filippo ci ha fatto una grande anguria. Esattamente. Poi abbiamo ancora la Digital Car, centro Vodafone, installazione autoradio, telefonia antifurto in via Santa Maria di Gesù a Mazzara, che ci ha offerto delle SIM già prepagate con il credito dentro. Poi ancora Frenesia, organizza l'autofesta, palloncini, festoni, angolo scherzi, angolo sexy. Sempre di Mazzara del Vallo. In via Madonna del Paradiso numero 67 che ci ha offerto, pensa un po', un gioco sexy. Addirittura, ma bello, Sì, poi Continuiamo ancora con Caffè del Corso, Corso Vittorio Veneto numero 236. Sempre a Mazzara del Vallo, attenzione. Numero 236 che ci ha offerto due colazioni. Due colazioni. Non ci siamo fatti mancare niente. Andiamo Esatto. dalla frutta. E siamo alla completamente pieni, pizza. Digital World di Tony Bonanno, riparazione e vendita di DVD, PC, videocamere e componenti elettrici in via Guido d'Orso, numero 44 a Mazzara del Vallo, che ci ha offerto un MP3. Un lettore MP3, attenzione, questo farà parte anche dei regalini che noi dobbiamo fare. E poi per finire, per questa settimana ci ha fatto compagnia l'affarone di Totocalia, detersivi, articoli, casalinghi e regali a Mazzara del Vallo, in via Pier Santi Mattarella 29C, che ci ha Perfetto. fatto due teli mare. Esattamente, questi naturalmente erano gli sponsor per questa settimana, per la nostra prima parte di Strano Amuri Siciliano Beach. Ma naturalmente per cominciare questa prima puntata abbiamo bisogno di tre ragazze naturalmente Tre che collaborano. sirenette, Esatto, direttamente. tre belle ragazze soprattutto. Sto Vi aspettando anticipo io. subito che sono tre fotomodelle. Io sto Qualcuna aspettando- di voi sicuramente li conoscerà perché l'avrete visto in qualche nostra trasmissione, perché ultimamente sono state al concorso Bellezze d'Italia. Bellezza d'Italia, Sì, all'Arco in Trapani. E infatti sto aspettando che escano dal mare. Esatto. Sì. In questo momento si stanno facendo il bagno, pensate un po'. Per cui automaticamente non resta che fare chiamarle ad uno. Sì, sì, le Cominciamo presentiamo subito. subito. Sì. Comincio io? Vai, la chiamo vai, io? vai. Cominciamo subito col chiamare Antonia. Vai. Ed eccola qui, la bellissima Antonia, vieni qua, vieni vicino a me, dai, mettiti da questo lato. Dai, facciamo. Ciao Antonia! Ciao! Fai parte anche tu di questa nostra rubrica, Strano Sì. Amuri Beach. Sì. Naturalmente Antonia era la prima, ma adesso passiamo a conoscere la seconda fotomodella che farà parte del gioco. Amici, vi presento Miki. Vai Miki!
Ed eccola qui Miki. Abbiamo anche la Miki. Ciao Miki. Ciao. Siediti, accomodati. E tu sei la seconda praticamente che parteciperà al nostro gioco Strano Muri Beach. Sì. Ma amici telespettatori non è ancora finita perché vi voglio presentare la terza fotomodella. Amici vi presento Valeria, vai. Come sempre. Ciao Valeria. Ed eccole qui, le nostre tre fotomodelle che faranno parte del gioco Strano Amuri Beach. Sammy, dobbiamo spiegare praticamente alle ragazze in che cosa consisterà il gioco, giusto? Allora, ragazze, in che cosa consisterà il gioco? Ve lo spiego subito. Dai, Alberto parla, non lo so neanch'io. Allora, il gioco consiste praticamente che voi in tutta la spiaggia qui di Tonnarella, compresi naturalmente i lidi, dovrete cercare il vostro ragazzo ideale, il vostro tipo, il tipo che non esiste praticamente, il principe azzurro. Noi andremo naturalmente in giro per i lidi, in giro per le spiagge per vedere se possiamo trovare questo tipo di uomo che diciamo teoricamente dovrebbe essere una cosa difficile, giusto? La domanda che vi faccio praticamente, secondo te come dovrebbe essere un uomo per colpirti, per insomma per fare successo su di te, per far colpo? Secondo me dovrebbe essere Moro con gli occhi chiari. Moro con gli occhi chiari. Sì, secondo me sì. Altezza, che altezza dovrebbe avere? 1,85 m. Quindi lo vuoi bello alto? Sì, 1,80 m circa. Vabbè. Sì. Deve essere praticamente attraente. Sì, attraente. Ti devi colpire in una maniera tale da Sì, da soprattutto scattare gli il colpo di occhi, soprattutto gli occhi. Che colore ti piacciono degli occhi? Verde, ma anche celeste volendo. O verde o celeste? Sì. Mentre per te Antonia, vediamo Antonia che gusti ha? A me piace l'uomo alto, moro, occhi chiari. Questo. Alto, moro, occhi chiari. Altezza, parliamo dell'altezza, quanto dovrebbe essere? Alto. 1,90 m. 1,90 m, insomma, volete Matussi praticamente voi? Va bene. Parliamo dell'età, che età dovrebbe avere questo uomo? Tra i 24 e i 30, così. Sei 24-30, ti piace praticamente l'uomo maturo? Sì. Ti ispira di più. Certo. Mentre passiamo ora a Valeria. Valeria, per te come dovrebbe essere? Per catturare? Per affascinarti l'uomo? Che cos'è che vai guardando praticamente? Io Questo principe azzurro. non lo so dire. Deve piacere all'impatto. Che va. respira, va. Deve piacere all'impatto. Sì. Cioè ti deve affascinare talmente tanto da Sì. colpirti immediatamente. È la cosa praticamente che ti colpisce di più in un uomo. Gli occhi neri. Gli occhi neri. Ti piacciono gli occhi scuri? Scuri, sì. Non ti piacciono gli occhi azzurri, non so, Anche. chiari? Anche. Però preferisci gli occhi neri. Sì. Poi come altezza? Scuri. Altezza, sinceramente, non lo so. Non ha importanza. Alto di me. L'importante è che ti affascina. Sì. Eh sì, ora siamo naturalmente alla ricerca perché dobbiamo cercarlo questo uomo. Vi ricordo che purtroppo oggi non sia una giornata, non è una giornata è una molto giornata- solare. infatti, è cupa. Abbiamo incontrato per la nostra prima puntata di Strano Muri Beach una giornata un po' cupa, diciamo. Per colpa tua però, perché ti avevo detto veniamo domenica, ti Certo, ricordi? certo. Non siamo naturalmente in un giorno festivo, siamo in un giorno settimanale, per cui Infatti. vabbè, però è bello lo stesso. Fare la siamo- ricerca è la stessa sì, cosa. Sì, ci sono sempre 40 gradi comunque. Certo, sì, il caldo è immenso. Abbiamo bisogno di rinfrescarci un po', quindi ora andiamo un po' in giro a vedere. Certo, naturalmente tu mi aiuterai a fare la scelta perché io dovrò andare con le tre ragazze, quindi saremo tutti in giro per cercare questo praticamente principe azzurro, giusto? Casomai poi si organizza tutti insieme così ragazzi e facciamo tipo una Che bella facciamo, Semmi? una che facciamo? una sangria, Una sangria, cioè una Ci bevuta. vuole, sì. Una bevuta. Infatti. Ti ricordo però che io sono sempre astemio, non bevo. Va bene, Ok, per cui se beviamo qualcosa di analcolico va bene, ma se beviamo qualcosa di alcolico mi gira la testa poi. Ok. Comincio a fare cose che non vorrei, Attenzione. Lanciamo il tema della settimana. Il tema della settimana qual è? Chirurgia estetica, siete favorevoli
favorevoli o contrari alla chirurgia estetica? Cioè, parleremo- è meglio, secondo te è meglio una seconda scarsa o un'ottava rifatta? Una seconda scarsa? Che cosa preferisci? Una seconda scarsa naturale o un'ottava rifatta? Ma sinceramente guarda, la roba naturale secondo me è la migliore cosa. Quando attenzione. c'è, però, Quando se- c'è, sì. Se non c'è, Però posso dirti che se effettivamente, cioè, sembra vera, la cosa praticamente potrebbe anche interessarmi, nonostante sia rifatta. dai, che io lo so che ti piacciono le prosperose, dillo. Vabbè, comunque, non divulghiamoci più di tanto, ma andiamo soprattutto in giro a cercare questo principe azzurro. Ok. Amici telespettatori, amiche telespettatrici, venite con noi, dai, andiamo. La scelta mi sembra che sia un po' difficile perché gente ce n'è poca. Ragazzi, ce ne sono Direi. pochi. Tu Sammy, che cosa dici? Ma gente ce n'è poca, se fosse per me... Vabbè, facciamo dare un'occhiata alle ragazze, dai. C'è qualcuno che vi interessa? Allora, Insomma. Quel bagnino di là. bagnino? È il bagnino. Il bagnino del Lido? Sì. Sì, sì. Ah sì? Sì. Ah, Sammy, che dici del bagnino? Ci tu? vado a parlare io magari. No, aspetta, prima facciamolo guardare, dai. Vediamo chi è questo bagnino, aspetta. Oh yeah!